Eder. Mac. Pallister. È un momento veramente troppo forte. Ho visto le foto di Lilly, l'ho trovata così senza espressione, aveva una macchia di sangue qua sul viso. L'ho riconosciuta subito, anche dal ciuffo. Non lo vedo però il ciuffo bianco. Anche dal ciuffo. Non lo vedo però il ciuffo bianco. I capelli erano un po' così. E ho riconosciuto l'orologio rosa che le ho regalato forse un anno fa. Un orologio anche qua. L'orologio Rosa. Un orologio comunque rosa. L'orologio rosa che le avevo regalato forse un anno fa, mi ricordo, per andare in bicicletta. Sebastiano specifica che quell'orologio rosa l'aveva regalato per andare in bicicletta. Questo aumenta il mistero del fatto che lei il 14 per non andare in bicicletta l'avesse indossato. Però non ho visto traumi, non ho visto niente. C'è tanto bisogno di capire cosa sia successo. Io ho tanto bisogno di sapere cosa è successo, ho bisogno di sapere la verità, mi si spezza il cuore, guarda, veramente. Bisognerà capire cosa è successo. Io penso che stanno lavorando di questo, ho molta fiducia nella polizia, negli inquirenti. Ma ti hanno detto di non allontanarti o puoi andare dove vuoi? No, assolutamente no. Io non ho soldi, non ho disponibilità. Che idea ti sei fatta sulla morte di Liliana? Cosa potrebbe essere accaduto? Non ho nessuna idea. Ho solo la certezza che lei non c'è più e basta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.